Cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata di Eventi del Territorio. Siamo alla 29esima edizione della primavera del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco e siamo alla nona mostra del Prosecco superiore di Rividogliano a Conegliano. Con noi l'immancabile Paola Chies, presidente della Proloco. Ben ritrovata Paola. Grazie. È un piacere averti qui, elegantissima per questa nona edizione. Grazie mille di essere intervenuto, siamo alla nona edizione, che se non ci fosse stata la pandemia avremmo fatto conto tondo quest'anno, la 10ª. Diciamo che stiamo crescendo. Siamo ormai appunto un'edizione un po' rodata, abbiamo degli appuntamenti ormai consolidati, abbiamo delle passeggiate naturalistiche alla scoperta delle erbe spontanee, abbiamo l'immancabile passeggiata alla scoperta delle ville venete, che con orgoglio posso dire che è già sold out, quindi è un onore per noi, e sono tutte iniziative che ci permettono di far conoscere il nostro territorio. Pochi minuti fa l'inaugurazione, e mentre intrattenevi i numerosi ospiti io mi sono permesso di dare un'occhiata a questo bellissimo volantino. Sì. 25 espositori, quindi Sì. un crescere che nobilita questa mostra. Certo, noi abbiamo come requisito sin dalla nostra prima edizione che le cantine appartengano al territorio del Coneglianese, assolutamente Conegliano Valdobbiadene, Prosecco Superiore di OCG, e quindi ci teniamo molto anche alla territorialità, quindi 25 espositori, 60 etichette di vini, e abbiamo fatto degustare tutti i nostri vini in mostra a Senology. Quindi quest'anno tra l'altro abbiamo aumentato il punteggio sia per l'ingresso che per la menzione, proprio per dare un segnale verso un'eccellenza che vorremmo raggiungere anche nella nostra proposta. Abbiamo visto anche tantissimi volontari giovani, un grazie enorme. Sì, esatto, questa è la forza delle nostre associazioni. Ci sono un sacco di volontari che lavorano dietro le quinte. In queste settimane, giorno e sera, sono sempre stati convocati, e i giovani sono il futuro, quindi cerchiamo di creare terreno fertile perché comunque un domani prendano le redini di questa associazione, queste iniziative. Vi aspettiamo in questi giorni. Da oggi faremo il primo weekend 26, 27 e 28, poi dal 30 con la cena della tradizione al lume di candela, un nostro appuntamento ormai tradizionale, e poi fino al 5 di maggio con l'immancabile spiedo come chiusura della manifestazione. E quindi noi vi aspettiamo e ci uniamo agli auguri e all'invito di Paola. Vi aspettiamo qui a Ogliano, nona edizione, con un buon calice di vino e i prodotti del territorio. Evviva! Ciao a tutti!